si è un po' alzata l'asticella, nel senso che prima questi cartelli della droga, che ovviamente sono molto presenti in Messico, non colpivano gli stranieri perché evidentemente era un problema, no? Nel senso che poi allertavi le ambasciate e quindi evidentemente si creavano anche delle ripercussioni a livello stampa internazionale. Ma purtroppo invece questo adesso sta accadendo. Va anche detto, direttore, che quando si va in giro per il mondo bisogna sapere dove si va e nel paese dove si va dove non si devono mettere i piedi. A parlare è un imprenditore veneto che ha lavorato a lungo in Messico gestendo un'attività turistica e scontrandosi necessariamente con i pregi e i difetti di un territorio in cui evidenzia bisogna sapersi muovere nel modo giusto. Affidarsi alla nostra rete diplomatica e agli uffici preposti in quei paesi per capire dove può essere opportuno fare degli investimenti in modo da essere tutelati. Ma poi ribadisco, soprattutto bisogna avere la lungimiranza di e anche questa ragazza il posto lo conosceva perché da quanto mi pare di capire non era da poco che fosse in Messico, sapere che ci sono dei posti dove, ripeto, in senso figurato non devi mettere il piede. Però il valore della vita in Messico è basso, come in molti paesi dell'America Latina, quindi per $50 trovi qualcuno che ti ammazza. E quindi se non hai consapevolezza di queste cose diventa difficile.